O Vangelo secondo Giovanni, capitolo 1. A divinità lo verbo. A principio, prima che Dio creasse il mondo, già stava quella che era la parola. Chi si stava vicino a Dio? Chi era Dio? Chi si stava in principio vicino a Dio? E per mezzo di esso, Dio ha creato ogni cosa. E senza esso non è stata creata nessuna cosa. E tutto quello che assiste attorno a noi, questa era la vita, e questa vita era la luce per tutto l'uomo. Quella luce ci prende in oscuro, ma oscuro non l'ha accettato. Dio mandò in coppa a sta terra un uomo che si chiamava Giovanni. Lo mandò in mezzo a noi per far conoscere la luce, perché tutto l'uomo, sentendo tutte le parole sue, credesse in a Dio che è la luce vera. Giovanni non era essa la luce, ma era stato mandato per far conoscere quella luce. La luce vera, quella che alluma tutto l'uomo, stava per trasire in questo mondo. Venette in un mondo che era già lo suo, perché fu fatto per mezzo suo. Ma questo mondo non l'ha conosciuto. Venette in mezzo alla gente sua, ma pure i suoi non l'hanno accettato. Tutto quello invece che hanno creduto in essa, Dio era da loro che storiava così grossa, l'ha fatta diventare figlia sua. Questi sono diventati figli di Dio, non per ascendenza della carne, e non per volere l'uomo, ma solo per volere il Signore. E Dio era da loro una vita nuova. Quella che era la parola è diventata carne, è scesa in mezzo a noi, campava come uno di noi, e noi abbiamo visto tutta la rolia sua. A rolia come figlio, lo primo nato, lo padre, chi ne è razza e chi ne è verità. Giovanni aveva sempre detto, troppo a me, ve ne era uno che è assai più grosso di me, perché assisteva già prima di me. E quando venette Gesù Cristo in coppa a sta terra, Giovanni ricetta essa. Questo è quello che aveva già sempre parlato del passato. Tutta la ricchezza della razza sua è stata arrapacata con la razza in quello ognuno di noi, e ognuno di noi è stato regnuto di tutta la razza sua, perché Dio ha dato a noi la legge sua per mezzo di Mosè, ma tutta la razza sua e tutta la verità sua sono venute in quello a noi per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno di noi ha mai visto Dio, solo figlio di Dio, il primogenito del Padre. Quello che sta sempre vicino a Dio l'ha fatto conoscere a noi. La testimonianza è Giovanni. E questa è l'attestazione di Giovanni, quando i capi dell'Ebrei avevano mandato innanzi a essa i brevi delle vite per la dimandare: ma tu, chi sei? Sei tu o Messia, che ha venuto in mezzo a noi? E Giovanni, chiaro e tondo, ricetta loro: io non sono come Messia. E tanto chi se le ricettano: e tu, chi sei? Sei tu o profeta Elia? No, io non sono manco Elia, rispondette a loro Giovanni, e non sono manco uno dei profeti. Inge una volta per sempre tu chi sei, le ricettano loro, che ne pensi di te stesso? A così potremmo dare la risposta a tutte quelle che ci hanno mandato qua. E Giovanni rispondette: io sono una voce unica che lucca in il deserto, ha preparato la via innanzi al Signore, come ricetta il profeta Isaia. Tutte quelle che erano state mandate là appartenevano a rocchie dei farisei, e non contenti la risposta di Giovanni alle ricettano: e perché battizzi se tu non sei un Messia, né Elia e manco uno dei profeti? Io battezzo con l'acqua, ricetta allora Giovanni, a mezzo a voi ci sta uno che voi non conoscete. Questa venerà troppo a me, ma è assai più grossa di me, perché non so manco regno di sciogliere i lazzi e i sandali suoi. Tutte queste succedette a Betania, all'altra parte dello fiume del Giordano, a dove Giovanni battezzava. Due giorni appresso, vedendo Gesù a lontana, che veniva innanzi a essa sgramaia, o villando l'agnello di Dio, o villando quello che piglia in quello a essa il peccato del mondo, o villando quello che quando parlava con voi vi diceva: a roppa me, uno che è assai più grosso di me, perché assisteva già assai prima che io nascesse. Pure io non lo conoscevo come a voi, ma Dio mi ha mandato a casa a battezzare con l'acqua, perché Egli aveva fatto conoscere a tutto il popolo di Israele. Giovanni poi retta a Gesù questa attestazione dicendo: veramente io battezzo a giudizio lo Spirito Santo scendere dal cielo come una paloma, e si è appusata proprio in quella essa. Io non lo conoscevo,
ma chi che mi ha mandato qua a battezzare mi aveva detto: tu darai lo spirito di Dio a posarsi in gola nonna. E chi è chi che battezzerà in lo Spirito Santo. E beh, io proprio questo oggi, venuto quando l'ho battezzato, e posso attestare che Gesù è veramente un figlio di Dio. E i primi discepoli di Gesù. Poi hanno preso Giovanni, stava ancora là a pregare, insieme con due dei discepoli suoi, che buttavano l'occhio in gola a Gesù, che passava poco lontano a essa, ricetta a loro, ovillando l'agnello di Dio. Questi due discepoli, sentendo queste parole, lasciarono a Giovanni e si mettettero appresso a Gesù. Ma andrasato Gesù si avutava a rete, e vedendo che gli due che gli avevano appreso le ricette, ma voi a chi cercate? Tutte e due le ricette, maestro, non vogliamo sapere, tu a dove stai a casa? Venite appresso a me, rispondette a loro Gesù, e ve ne ride conto. Questi due si mettettero a camminare appresso a essa, sino a quando non arrivarono in quella casa dove Gesù alloggiava. Erano quattro troppo mezzogiorno. Trasettano in quella casa e si fermarono a parlare con essa, sino a quando non scuraia notte. Uno di quelli due che aveva sentito le parole di Giovanni, l'era aiutato appresso, era Andrea, o frate Simone Pietro. Questo in frommo trovò il frate suo Simone, tutte priate alle ricette. Simone, abbiamo trovato il Messia, abbiamo trovato Cristo, o consacrato al Signore. E portai pure a essa innanzi a Gesù. Gesù, guardando in faccia a Simone, le ricette: tu sei Simone, o figlio di Giovanni, ma che su momento ti chiamerai Cefa, caporecere pietre. Ora ne preso Gesù, decise di andare a Galilea, incontrai a Filippo e le ricette: vieni pure tu appresso a me. Filippo era la città di Betsaida, la stessa città dove stavano pure Simone e Andrea. Filippo poi incontrai a Natanaele e tutte priate le ricette. Abbiamo trovato quello che tutti i profeti lo stesso Mosè hanno parlato in dei libri loro. Chi si chiama Gesù e il figlio di Giuseppe, viene in da città di Nazareth. E Natanaele rispondette: Filippo, ma a Nazareth o mai uscì qualcosa di buono? Vieni insieme con me che subito ti farai capace, rispondette Filippo. Gesù, come avrete che Natanaele le stava venendo innanzi, subito ricetta questo: o vi canna, in Israelito vero, perché in da essa non ci sta nessuno un canno. Chissà è proprio come l'ha fatta la mamma. Ma come fai a me conoscere? Le ricette subito Natanaele. Prima ancora che Filippo ti chiamasse, le ricette Gesù, gli da giù visto quando si va sotto a chi l'albero fighe. E Natanaele, chi ne meraviglia, esclamai: Maestro, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re Israele. Perché da giurita che avevi visto sotto l'albero fighe, ricette Gesù a essa: tu credi in me, ti posso assicurare che potrai fare cose assai più grosse di queste. E poi ricetta allora: io vi posso assicurare che un giorno vedrete il cielo aperto e tutto l'angelo di Dio saia e scendono a coppa figli e l'uomo.